Si ritorna ai cavalli di 3 anni con un miglio, sono 9 dietro l'autostart, lo schieramento 1 Beatrice Cup, 2 Beverly Jet, 3 Baila Coi Lady, 4 Balio TRGF Risaia, 5 Brigitte GSO, 6 Blumen Indal, seconda linea 7 Boston Dipa, 8 Birgit, 9 Beautiful Trio. In chiusura Balio TRGF Risaia, numero 4 Antonio Di Nardo Insediolo è il più appoggiato. Alternativa principale Brigitte GSO. Macchina intanto che accelera. In partenza Balio veloce, trova però l'opposizione di Beverly Jet e di Beatrice Cup. Beatrice Cup difende la posizione allo steccato, insiste all'esterno Beverly Jet e deve poi accodarsi in seconda posizione davanti allo stesso Baglio che ripiega numero 3, in Baila terza. Coi Lady, squalificato. Ha sbagliato Baila Coi Lady, 14,6 200 ufficiali, con leader dunque Gianni Targhetta con Beatrice Cup che continua a comandare la gara a discreta andatura, completa i 400 iniziali in 36, mentre per corsie esterne cominciano a vedersi le prime mosse, quella di Balio TRGF in particolare. Balio TRGF Risaia raggiunge ora e copre interamente la battistrada Beatrice Cup, intanto 45,8, il 600 chiede strada e lo ottiene. Balio TRGF, nuovo leader al passaggio davanti alle tribune dopo 700 metri di gara, lascia scoperto all'esterno Brigitte GSO e seguito nell'azione da Boston Dipa, mentre gli altri sono più discosti. Intanto c'è anche un'incertezza di Brigitte GSO, ma intanto vediamo il passaggio in 1 minuto e 2 decimi. Numero 5 Brigitte GSO, squalificato. Il chilometro se ne va in 1:15,2, la squalifica per Brigitte GSO. Intanto ha preso vantaggio il battistrada Baglio TRGF Risaia, un po' in difficoltà Beatrice Cup e siamo ora a 400 dalla conclusione, parziale in 14,7. Vantaggio numero sempre 2 Baglio Beverly TRGF, Jet, la squalifica per Beverly Jet squalificato. intanto. Preso netto margine di vantaggio Baglio TRGF che entra solitario in retta d'arrivo, mentre in seconda posizione è il numero 6 Blumen Indal, ma il vantaggio non cambia sul traguardo, vittoria netta per il numero 4 Baglio TRGF, al secondo il numero 6 Blumen Indal, al terzo chiude bene Birgit, 1:14,9, 29,8 a chiudere, ma scherzando per Baglio TRGF Risaia che vince davvero molto molto bene. Corre bene anche Blumen Indal che fa su il secondo posto e alla fine il terzo è raccolto da Birgit che era rimasta un po' arretrata, ma nel finale riesce a cogliere la terza piazza. Andiamo a rivedere intanto l'arrivo vincente molto molto facile di Baglio TRGF Risaia. Antonio Di Nardo Insediolo per conto di Gennaro Casillo, la quota da favorito è crollata a 1,55, secondo posto per Blumen Indal, al terzo Birgit 4,6,8.